Amici del Calcio a 5, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari-Pescara. Inizia così la domenica della Serie A femminile, si incrociano due squadre che hanno cambiato il proprio nome in quest'estate, una vittoria per entrambe in queste prime battute del campionato. Poi per Pescara una sconfitta e un pareggio per i 4 punti totali che ha al momento la squadra di Amparo al 6° posto della classifica. Per il Cagliari i punti sono 3 perché nell'ultimo weekend di A è arrivata la prima vittoria in casa dell'Audace Verona grazie a Queiroz e Vecchione. Si presentano al pubblico le 24 che saranno protagoniste in questo pomeriggio. Andiamo subito a scoprire chi. Il Cagliari con Polloni e Muggironi sono loro due i portieri di mister Moreno Giorgi, poi Svevo Ru con la 6, Dodero con la 7, Giuliano con la 8, Cossu con la 9, Queiroz con la 10, Ribeirete con la 12, Saramanca con la 13, Pereira 14, 19 per la finlandese Mantila che ha segnato il primo gol in Serie A nella storia del Cagliari Calcio a 5 che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie B sotto il nome di Mediterranea. Poi con la 77 c'è Fabiana Vecchione che si è sbloccata nell'ultimo turno segnando il gol nel 2-1 contro l'Audace Verona. Dall'altra parte anche Pescara ha risposato questa denominazione, ex Montesilvano l'anno scorso, per loro 4° posto con conseguente semifinale e playoff. Sarà Magia col 21 il primo portiere, poi Di Sauro il secondo con l'8, Sciascio col 3, Coppari col 4, Dincecco con la 5, Roso con la 7, Belli con la 9, Discaro con la 11, Vanelli con la 12, Valentino in maglia 27, 44 per Tati e poi con la 99 c'è Rafa Pato. Pescara che ha iniziato alla grande la Serie A femminile 9-0. Casalingo contro il Lamezia, poi il 3-2 contro la VIP nella prima sconfitta del campionato. Lo scorso turno c'era il primo playoff, il primo derby della stagione per Pescara 2-2 contro Tiki Taka. Cagliari che parte con Queiroz, Pereira, Mantila e Vecchione, in porta confermata Antea Polloni. Parte adesso Cagliari-Pescara con Pereira verticale, la chiama, la fa sua Magia. Tati, Dincecco, tocca così il primo pallone, il capitano di Pescara. Ancora Tati, verticale, cerca una grande palla per Belli. Buona l'idea. Mantila, Queiroz sposta, va verticale, Vecchione, tacco, grande idea per Mantila, non ci può arrivare la centrale finlandese. Adesso verticale, va a Pescara, palla centrale, Dincecco non riesce a trovare la porta, poi Polloni, contropiede rossoblu, oggi maglia nera, Queiroz col mancino rientra, calcia in porta, largo. Magia da Tati, sono bastati 50 secondi a Queiroz per portare il primo grande pericolo dalle parti di Magia. Prima il Cagliari si è dovuto difendere su una situazione complicata, buona l'uscita di Polloni che si sta ritagliando il suo spazio anche nella nazionale azzurra. Adesso rischia Belli, torna dal suo portiere, Magia verticale ancora dalla numero 9. Cerca un assist molto ambizioso. Allora Mantila, Queiroz con la suola deve proteggersi, la numero 10 del Cagliari
concede solo la rimessa, era chiusa all'angolo, quindi limita i danni Andreja Queiroz. Primo gol anche per lei nell'ultimo turno contro l'Audace Verona. Tati. Pato gioca bene con la suola, adesso verticale, grande palla di Ncecco, torna fuori. Non affonda per ora la squadra di Maria Lopez Amparo. Pereira taglia il campo, Queiroz. Mantila si muove verticalmente, Vecchione, scelta adesso la numero 77, rientra, va centralmente, la perde il Cagliari, la ritrova con Maria Mantila. Vecchione, tacco, Pereira, suolata, Mantila, va in orizzontale, Queiroz, 1 contro 1, parte ancora la numero 10, poi chiusa bene in rimessa laterale da Belli. Queiroz, Pereira deve tornare da Polloni, verticale, Mantila non può arrivarci. Pato, Belli, Tati, ancora dalla compagna in maglia 9, suolata, Mancino, forte, Polloni. Tati con la rimessa, tocca fuori, gran palla, gran destro, murato, quello di Belli, trova il corpo di Mantila. Tati, Belli, ancora Tati, tocca centrale di Ncecco, tacco, si torna fuori, adesso Pato, Tati dall'altro lato di Ncecco. Ignorato il capitano, si va da lei adesso. D'Incecco. Tati. Sposta, va dall'altra. D'Incecco, 1 contro 1 con Pereira. Non affonda. Allora Tati, sterza sul mancino. Tati, largo. Fuori Mantila, dentro Ribeirete per il Cagliari. Tati, Roso, spunta, va a destra, Vanelli, Natalia Rozo, poi verticale, il pallone a cercare Pato, presa in controtempo la numero 99 del Pescara. Pereira, Ribeirete, verticale. C'è il muro di Pato, poi Rozo la perde, 2 contro 1, Queiroz con la punta, Magia la blocca in 2 tempi. Vanelli, movimento di Pato, cercata adesso con un pallone lungo. Ricomincia da Polloni il Cagliari, Ribeirete, Vecchione, pressata Pereira, rischia tanto, la perde, concede la rimessa. Tati a battere, Rozo, Pato e Vanelli in mezzo. Adesso taglia il campo Pato, non trovata Vanelli, Polloni per il contropiede del Cagliari, Ribeirete, sposta, tocca fuori, Pereira, verticale, cercata Vecchione, palla imprecisa.
Fallo di Vecchione, punizione per il Pescara. Era il primo fallo di questa partita. Batte Coppari, Vanelli scava in verticale, c'è la grande chiusura di Pereira che vuole anche portare il contropiede. Dentro anche Sciascio per il Pescara. Vanelli, Coppari. Ancora da Vanelli, punta con il mancino, poi apre, Sciascio in orizzontale, Rozzo va dall'altro lato, Coppari vuole saltare, Vecchione ha altre idee, la 77 del Cagliari. Ora Ribeirete, apertura, gran palla per Queiroz, grande intervento di Coppari. Ribeirete la lascia anche lei, Pereira gliela ridà, erano passati i secondi. Vanelli, verticale, Sciascio deve proteggersi, lavora bene su di lei Giuliano. Ribeirete scava, cercata Queiroz, trovata Sciascio, stop e palla fuori dal campo. Giuliano, Pereira, Queiroz. Pereira va verticale, Ribeirete scavalcata. Ottima la fase di pressing sino ad ora per il Pescara di Maria Lopez Amparo. Natalia Roso. Vanelli ancora dalla sua compagna in maglia 7. Rozzo verticale, Sciascio non può arrivare su questa palla. Sei minuti e 50 per ora, regna la parità. Sciascio sgasata, ora sul destro, vede anche la porta in buca, Pereira intercetta bene, poi valuta il contropiede, Ribeirete gliela ridà, palla scomoda, Coppari anticipo facile, poi destro smorzato. Polloni da Giuliano, taglia il campo, rischia tanto. Poi la riprende, Rozzo gliela scippa, messa giù, fallo, punizione per il Pescara. A battere Velli, sul palo invece Tati per un eventuale schema. Va Belli, tacco per Sciascio, forte incrociato, la prende Polloni. Fa la prima grande parata del suo pomeriggio. Belli da Vanelli, può puntare la 12, sposta e calcia, largo. Queiroz deve superare Vanelli, lo fa bene la 10 del Cagliari, adesso Ribeirete non passa su Sciascio. Brava la giocatrice del Pescara perché si prende anche la rimessa.
Cambio Cagliari, fuori Queiroz, dentro Pereira, ha bisogno di qualche medicazione la laterale numero 10 del Cagliari. Rimessa Pescara, non sono d'accordo le ragazze di Mister Giorgi. Con il mister del Cagliari che si prende anche il giallo. Può battere adesso Vanelli. Rozzo, orizzontale da Coppari, adesso davanti Sciascio. Si protegge dal pressing di Mantila, tocca fuori Vanelli, verticale, c'è l'anticipo netto di Vecchione, stop, destro, forte quanto impreciso. Allora Coppari, Vanelli, Coppari davanti, Sciascio con la suola la perde, Ribeirete pressata, va in difficoltà, poi lavora molto bene, si prende la rimessa. Ribeirete si alza a lavorare Polloni, la perde il Cagliari, Rozzo, stop, destro, Polloni tiene a galla le rossoblù. Queiroz, Mantila, davanti Vecchione, scelta adesso anticipata, Coppari, Sciascio, vuole dare ritmo il Pescara. Sono già due grandi chance, due grandi parate di Polloni. Ribeirete non ci arriva, Vanelli, destro murato, Coppari, murata anche lei, ora sul sinistro in buca, gran palla, Roso. Uscita buona di Antea Polloni, sarà calcio d'angolo Pescara. Serve ancora la grande parata della numero 66 del Cagliari. Sciascio, tocco fuori, Coppari la lascia lì, murata la numero 3. Poi Ribeirete si prende la rimessa dal fondo. Polloni va profonda, buona palla, Vecchione non riesce a spizzarla. Allora Magia, Coppari, a sinistra Vanelli, corre, scelta adesso, buona palla, stop difficile, le riesce, si prende l'angolo. Anzi è rimessa Pescara, batte Coppari, la vuole Vanelli, Mancino, strozza un po'. Polloni gioca, Mantila, a sinistra Vecchione. Scelta adesso Queiroz, Ribeirete la vorrebbe, riceve adesso, scava, le riesce a metà il sombrero, la ritrova Ribeirete, adesso corre sul mancino, vuole imbucare, lavora bene Rozzo, poi lotta la brasiliana del Cagliari, si prende il pallone, si prende il fallo, è il primo per Pescara. Mantila, Pereira, pressata da Valendino, apre Giuliano, verticale, Vecchione non può tenerla in campo. Belli, Valendino, Tati, verticale, protezione di Pato, adesso cerca sbocchi, scarica, apertura, Tati, frenata sul mancino in mezzo, la prende Belli, non le riesce lo stop, esce Polloni. Vecchione, pressata, va davanti, palla buttata, raccoglie Belli. Pato, 10:30 alla fine del primo periodo, destro di Pato, murato. Scava Pato, calcia Pati, largo. Mantila,
Pereira, anticipo di Vecchione, poi esce la 77, ora Giuliano, scava dall'altra, Belli devia, Magia non la può tenere, calcio d'angolo anche per il Cagliari che prova a riaffacciarsi dall'altro lato del campo. Pereira da Mantila, Mantila da Giuliano, Giuliano con la suola, Pereira murata, adesso lotta Pato, Valendino, la scippa Pereira. Tati, punta, Belli, doppio passo, va in mezzo, Mantila intercetta bene, poi Giuliano verticale, la voleva al corpo, Fabiana Vecchione, non c'è intesa tra la numero 8 e la numero 77 del Cagliari. Tati sceglie di andare a sinistra, Belli sposta, ora zona tiro, non c'è luce per il destro, Tati. Finta di corpo per aprire dall'altro lato, Pato, Tati, Valendino, lavora sul perimetro il Pescara, doppio passo, Valendino, tiro murato, si prende la rimessa. Pato, 1 contro 1, punta Mantila, sposta, calcia, si prende l'angolo. Tati, movimento di Valendino, scelta sul secondo, Belli, Polloni, poi Mantila, anche Pereira ad allontanare, Belli, deviazione, il Pescara va in vantaggio, all'11esimo arriva il gol di Belli, è il secondo consecutivo per la giocatrice in maglia 9, va avanti il Pescara, chiama time out mister Giorgi. Il terzo gol in campionato di Federica Belli per sbloccare il risultato del Palaconi, va avanti il Pescara con il mancino anche deviato, questa volta Polloni poteva fare ben poco. Continua a segnare Federica Belli che aveva già segnato nel 9-0 alla prima contro il Lamezia, ha trovato il gol anche nell'ultima, il 2-2 contro Tikitaka. Adesso porta avanti il Pescara, Queiroz 1 contro 1, sposta, vuole reagire il Cagliari, ancora Queiroz, il campo finisce, c'è la rimessa per le rossoblù in maglia nera, Queiroz, suolata, Pereira, Mantila, Queiroz, sposta su Valendino, passa la 10, solo in un primo momento, poi grande lavoro di Valendino. Queiroz non calcia, adesso si chiude all'angolo, passa, va in mezzo, gran palla, Ribeirete si era staccata. Valendino, scambio con Belli, deve tornare dietro la numero 9. Tati, verticale, Pato, protezione, sponda. Ancora Rafa Pato. Pressata da Mantila, alla fine la supera, va Pato, imbucata. C'è la chiusura di Queiroz.
Tati davanti, Pato gliela lascia lì, Tati non passa su Queiroz. Ribeirete, Mantila, Pereira, ancora Mantila, rischia la svirgola, concede la rimessa a Belli. 12-15. Belli, Tati, Pato in buca per un'avversaria, Ribeirete la perde, riemerge Pato che alla fine la perde ancora, Queiroz ne ha 3 addosso, riemerge la numero 10, adesso zona tiro, forte, largo. Dincecco premia Pato, adesso calcia, incrocia troppo, raccoglie Mantila, verticale, Pereira, complicata questa giocata, Queiroz anticipata, Rozzo in mezzo, Pato apre troppo, si divora il gol del 2-0 quando mancano 7 minuti e 0-2 alla fine del primo tempo, altra chance per Pescara. Ribeirete da Queiroz, dall'altro lato Pereira, scelta adesso, anticipo molto buono di Tati, 3 contro 2, imbucata, Roso, Queiroz chiude, poi va forte dove non c'è nessuno. Dincecco, Rozzo può puntare Fabiana Vecchione, tocca fuori, Tati, adesso verticale, cercata Pato, non le riesce, uno stop complicato, allora Pereira stoppa, alza la testa, adesso apre per Queiroz, anticipata, Tati, si alza Pato, adesso Rozzo, va da lei, Pato, sponda, Tati, Dincecco, Tati sposta in buca per il capitano che la perde, grande scippo di Ribeirete, adesso deve puntare la numero 12, passa Ribeirete, ora sul mancino, forte, serve la prima grande parata della partita di Marica Magia, concede solo il calcio d'angolo. Sei e 19, ancora da giocare nel primo tempo, raccoglie sul secondo Vecchione, Ribeirete con la testa, occhio al contropiede del Pescara, Tati la perde Dincecco, l'avrebbe voluta dall'altra parte Sciascio, Queiroz, Pereira, verticale, la lascia lì, Pereira anticipata da Roso, raccoglie Queiroz, 1 contro 1, punta Dincecco, adesso sposta, ce l'ha sul destro, Queiroz sul secondo, Tati allontana, a rimbalzo Vecchione, tocco fuori, Ribeirete, mancino, alto, altra deviazione, altro giro dalla zona dell'angolo per Andreja Queiroz. Queiroz, Pereira, punta, sposta, passa, va sul secondo, non ci arriva Ribeirete che infatti si dispera, avrebbe messo la palla dell'1-1 in porta. Tati, Roso, 14:30, i minuti di gioco effettivo sino ad ora.
Tati in buca, trova le mani di Polloni, poi Vecchione scava, Queiroz, stop complicato, le riesce, incolla il pallone al parquet, si prende anche la rimessa, lavora molto bene, un pallone complicato. Ribeirete, guarda davanti Vecchione, scelta adesso, Vecchione si gira, tacco, era un'idea buona per Queiroz, anticipata da Roso. Pereira in buca, Queiroz ne ha due addosso, la perde, Tati rischia tanto, la regala, Queiroz, Murata sul mancino, Murata ancora una volta. Queiroz, Vecchione, tacco, ancora la numero 10, può puntare, sposta, Pereira, 1 contro 1, poi la Andrej Queiroz, Ribeirete, Pereira, non salta Sciascio, occhio al 2 contro 1 per Pescara, Polloni para, poi che errore, sotto porta di Tati, che cestina così l'opportunità del 2-0 per la squadra di Amparo. Cagliari riparte da Polloni, verticale, Vecchione, grande stop, trova il corpo di magia, va ad un passo dal secondo gol consecutivo, sarebbe stato bellissimo. Giuliano dall'angolo, sul secondo, ancora Vecchione, ancora al volo, questa volta va parecchio più distante. D'Incecco, verticale, anticipata Sciascio. Coppari, calcia, si prende l'angolo. Sarà time out, chiamato questa volta dal Pescara. Tornano in campo Cagliari e Pescara, 4 minuti e 11, gli effettivi ancora da giocare, si ripartirà dal calcio d'angolo per Aida Sciascio. Pescara che è andato parecchio vicino al gol del 2-0, dall'altra parte Vecchione a un passo dall'1-1. Palla fuori, destro alto di Belli che vuole la doppietta. Batte subito Vecchione, si deve aspettare, secondo l'arbitro 1 di oggi Gianluigi Squilletti.
Giuliano si muove sul secondo Vecchione, deve ancora aspettare il Cagliari. Adesso potrà andare Giuliano. Palla fuori, Vecchione, sterza, ce l'ha sul mancino, non può andare in porta. Adesso in buca, Vanelli devia, Coppari non evita il calcio d'angolo. Prova a pressare in avanti la squadra di Giorgi. Vecchione dall'altro lato, Giuliano, stop, poi destro sporcato da Coppari. Giuliano verticale, la prende Sciascio, che poi si prende la rimessa. Coppari, D'Incecco, ancora Coppari. Dall'altro lato Vanelli, scelta adesso. Punta la laterale in maglia 12, si va dall'altro lato, D'Incecco, doppio scambio, Vanelli, verticale, finisce il campo. Ribeirete, sposta, passa su D'Incecco, poi se la porta fuori. Coppari, Vanelli, può puntare Giuliano, passa la numero 12, Vanelli in mezzo, la prende Queiroz. Vanelli a battere, palla centrale, non la può stoppare Rafa Pato. Queiroz cerca il sombrero, trova il tocco falloso, la prende con una mano, sarà punizione per il Pescara. Belli e Tati sul pallone, la prende la 9, forte in porta, sarà giro dall'angolo. Tati sul secondo, la testa di Mantila, il piede di Vanelli, la tiene in campo in qualche modo Tati, adesso verticale, Pato fa sportellate con Mantila, duello vinto dalla finlandese. Cinzia Pereira, verticale, Queiroz, spalle alla porta, passa con un numero, poi vuole troppo, alla fine la perde. Vanelli, Federica Belli, Pato, punta, sposta, passa su Mantila, ora in mezzo, Queiroz raccoglie ancora Pato, Suolata, vuole passare in mezzo a due, Vecchione gliela scippa, poi apre male per Andrejka Queiroz. Vanelli, Tati verticale, deviazione, raccoglie ante Apolloni, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Cinzia Pereira, Ribeirete, si autolancia.
Tati, Belli, vuole passare su Pereira, va la numero 9, ora in mezzo, Polloni in spaccata, raccoglie Pereira, Pato gliela scippa, sterzata sul destro, ora in buca, Pato, Mancino, Murato, Pato, si trova il petto di Polloni, ancora Pato, dall'altro lato, Belli, largo. Vecchione, Ribeirete, va lungo, non riesce ad uscire il Cagliari. Tati, Belli, Tati, poi Pato, spalle alla porta, vuole girarsi su Pereira, ha altre idee, la 14 rossoblù, dall'altra Queiroz, c'è il tallone di Vecchione a giocare a favore del Pescara. Queiroz, isolata contro Vanelli, va in orizzontale, Ribeirete davanti, Pereira anticipata. ...40 secondi, vuole tornare negli spogliatoi sull'1-0 il Pescara. Roso, punta Vecchione, Suolata, passa, magia, Roso! Alto dopo la deviazione in scivolata di Queiroz. Vanelli sposta, va forte, deviazione, Pereira lancia Queiroz, palla ancora una volta imprecisa, deve gestire meglio queste opportunità in contropiede il Cagliari. 20 secondi per gli attacchi del Pescara. Roso ragiona, tocca fuori, Vanelli, davanti c'è Pato, palla a destra, Roso sposta, calcia, deviazione, altro calcio d'angolo. Vanelli, velo di Tati, è un regalo per Vecchione, adesso c'è la chance, dall'altra Queiroz, palla larga, Ribeirete, stop rivedibile, cestina, l'opportunità in contropiede che probabilmente era l'ultima del primo tempo perché manca appena un secondo. Pereira forte, finisce qui il primo tempo, il Pescara va avanti con il terzo gol in campionato di Belli, ha avuto anche la chance per il raddoppio dall'altra parte, qualche opportunità per il Cagliari in contropiede non sono riuscite a concretizzare, però le ragazze di Moreno Giorgi. Finisce qui il primo periodo di 20 minuti, piccola pausa per noi e poi torniamo con il secondo tempo di Cagliari-Pescara.
diretta dal Palaconi per Cagliari Pescara. Sono avanti le ragazze ospiti con il terzo gol in campionato di Federica Belli, 1-0 grazie al mancino deviato che è diventato imprendibile per Polloni. Vuole partire forte la squadra di Amparo, c'è il break invece di Andreja Queiroz, punta, sposta, va sul mancino Queiroz, ora forte, viene murata. Intanto correzione d'obbligo perché il portiere del Pescara in realtà è Mascia e non Magia. È stata anche lei protagonista in un paio di circostanze, soprattutto su Fabiana Vecchione che ha avuto qualche palla buona per trovare il gol dell'1-1. Queiroz, tacco, Pereira, Vecchione vuole giocare di sponda, non trova la compagna in maglia 14. Tati, palla centrale recuperata da Queiroz. Brava Belli ad arrivare prima di tutti a rimbalzo. Adesso Rafa Pato, Tati a destra Belli, scelta adesso, buono lo stop, rientra, poi va con il tacco. Idea ambiziosa, non c'è intesa con Tati. Queiroz parte su Belli, poi Pereira si dimentica del controllo. Tati, Belli, punta Mantila, ora sul mancino, riapre, Tati, gioca in ampiezza per Dincecco. Ancora dal capitano, deve tornare dal suo portiere Mascia. Palla centrale, Pato si gira, vede anche la porta, lavora con il fisico, poi è sfortunata nel rimpallo. Queiroz tocca fuori, Maria Mantila. Pereira vuole farla passare tra le gambe di Pato, si prende invece la rimessa. Viene a prendersela Mantila, tocca per Queiroz, palla molto rischiosa, se la cava così il Cagliari con Polloni che va verticale. Corre Queiroz, grande stop di Incecco che allontana il pallone. Mantila davanti, Pereira lavora da pivot, la laterale numero 14, destro strozzato. (2:20) in questo secondo tempo. Dincecco gioca davanti, Pato, sponda, Tati ripulisce, adesso punta Vecchione, passa a sinistra, poi il campo finisce, rimessa Cagliari. Vecchione, Pereira, pressata da Pato, gran rischio per il Cagliari che deve uscire adesso con Polloni verticale. Dincecco anticipa bene, adesso Belli. Tati, Belli, Dincecco, tocca fuori, Pato esce dai blocchi per puntare Cinzia Pereira, va centrale, 1-2, Pereira da Pato, c'è la parata di Polloni, primo grande salvataggio del secondo tempo del portiere del Cagliari. Tati scucchiaia, al volo Belli,
trova la deviazione di Ribeirete. Pato con il petto, poi la sponda, c'è il braccio di Queiroz. Tati, apertura da Roso, deviazione. Queiroz lotta, poi Pato con la punta, largo. Vanelli, D'Incecco, Tati, pressing buono di Queiroz, la tiene la 44 del Pescara, apertura da Natalia Roso, sgasata a sinistra, chiusura di Pereira. Vanelli forte, deviazione poi sotto porta, se lo mangia D'Incecco a un passo ancora una volta dal 2-0, la squadra di Amparo. Queiroz, Ribeirete, rischia tanto, alla fine deve toccare per Antea Polloni. Movimento verticale di Pereira, non trovata, la stoppa Tati, apertura, c'è il piede di Vecchione. Tati sposta ora sul mancino, c'è spazio per andare in porta, alla fine Ribeirete tiene. Vanelli gioca a sinistra, Tati si è spalancata il campo a sinistra, Vanelli, ora zona tiro, calcia, Polloni ci mette una mano. Queiroz tocca fuori, Cinzia Pereira. Adesso in buca, Queiroz, spalle alla porta, tamponata con il fallo da Vanelli. Giuliano, Polloni, adesso Pereira la perde, poi la ritrova, si salva così la brasiliana del Cagliari, Ribeirete, spalle alla porta, Pereira a sinistra, Giuliano si va a destra, Queiroz, si gioca un altro 1 contro 1, c'è il fallo, questa volta di Tati, anche il giallo per la 44 del Pescara, punizione Cagliari.
Sulla palla Queiroz e Ribeirete, andrà la numero 10, forte sul muro, raccoglie Giuliano, poi Vanelli, c'è il fallo della numero 8 del Cagliari. Pereira, Ribeirete, taglia il campo, gran palla, Pereira non riesce nello stop, buona la chiusura di Vanelli, adesso il Pescara va dall'altra, Giuliano chiude. Roso forte, Polloni. Vanelli la lascia lì, destro ancora Polloni, questa volta si oppone a Valendino. Altra rimessa per il Pescara, Valendino la lascia lì, scippo di Queiroz, altra chance per le biancoazzurre. Rozzo, forte, murata ancora da Andreja Queiroz. Coppari, Vanelli, apre, Valendino, spalle alla porta, grande giocata con il tacco, poi Coppari, murata, Valendino, c'è lo scippo di Queiroz, 2 contro 2 potenziale, rispedito al mittente dalla difesa del Pescara, raccoglie Pereira, si prende la rimessa, la laterale in maglia 14 del Cagliari. Scambio con Ribeirete, apertura, Giuliano in buca, Ribeirete, buono lo stop, non c'è luce per andare in porta, non c'è il fallo su Ribeirete. Coppari, Vanelli, Rozzo, sposta, cerca spazio col destro, ora calcia, strozza troppo. Queiroz punta, va centralmente, Mantila, Queiroz, sposta, deve tornare da Mantila, ancora Queiroz, passa col tunnel, poi la regala, Vanelli vuole andare a chiudere per fare 2-0, Polloni ha altre idee, poi va verso Vecchione. Ribeirete messa a terra da Valendino, altro fallo per il Pescara, sono 3 in questa seconda frazione.
Queiroz in buca, Vecchione, spalle alla porta, si gira, calcia, Mascia para, poi Ribeirete, vuole passare in mezzo a due, Sciascio chiude, allontana, sarà rimessa Cagliari. Adesso le ragazze di Giorgi vogliono aumentare il ritmo. Queiroz, Mantila, Vecchione, tamponata la numero 77 del Cagliari. Allora Vanelli. Coppari può puntare Ribeirete. Rientra la numero 4, palla centrale. In qualche modo si salva il Cagliari con Mantila, Vecchione verticale, Queiroz, stop orientato che le consente di riemergere con la rimessa. Ribeirete perde un brutto pallone, Belli glielo scippa, si prende anche la punizione la numero 9 del Pescara, che sino ad ora decide la partita in questa quarta giornata di Serie A. Belli, D'Incecco, ancora Belli, verticale, c'è Mantila, poi Coppari raccoglie, Sciascio, tacco buono per il capitano, D'Incecco la perde. Mantila, Queiroz, rientra nel traffico, rischia tanto, poi D'Incecco con uno stop difettoso, allora Polloni apre, Mantila, Queiroz, imbucata, Pereira, si gira, punta, adesso va in mezzo, Vecchione anticipata, D'Incecco lotta, ci arriva prima di lei Andreja Queiroz, rischia tanto ancora Pereira, chiusa all'angolo, riemerge con la palla, rimessa Cagliari, la tocca per ultima Coppari. Pereira, le riesce in qualche modo il tunnel, Vecchione, sponda, gran chiusura di Coppari, a rimbalzo Queiroz, vuole passare. Pereira di prima, Vecchione usa il fisico, adesso gira, Queiroz anticipata, poi Vecchione in scivolata. Scambio tra Sciascio e Coppari, poi la 3 la lascia lì, grande idea, D'Incecco la perde sul lavoro di Vecchione, poi Polloni deve andare in rimessa laterale. Palla fuori, Coppari liscia il pallone, Giuliano si autolancia la numero 8, adesso sgasa, poi va in mezzo, non segue l'azione Cinzia Pereira. Sciascio, punta Mantila, sposta la laterale in maglia 3, poi dentro da Incecco, murata ancora. Belli, tacco, scambio con D'Incecco. Tati, D'Incecco,
Si è aperta per ricevere Sciascio a destra. Imbucata, Belli con la suola, buono lo stop, passa anche su Mantila, poi tacco, Vecchione legge bene, non riesce a ripulire questo possesso. Sciascio da Belli, imbucata, poi tocco fuori, Sciascio forte, Polloni deve volare per evitare il 2-0 del Pescara. A battere Tati, staccata Belli, palla per lei, altro giro, Sciascio da verticale, cercata D'Incecco, sponda, si chiude l'1-2, D'Incecco adesso in mezzo, Sciascio deviazione, D'Incecco sposta, apre, Tati sterzata, ora sul mancino, va per l'imbucata, Giuliano raccoglie, poi vuole andare nel contropiede. Ci sono le mani di Polloni, lungo il suggerimento, Mantila, buono lo stop. Giuliano scava, palla ambiziosa, troppo per Fabiana Vecchione. Raccoglie ancora Polloni a 8:30 dalla fine della partita. D'Incecco gioca davanti, Pato anche da terra, quasi la tiene, riemerge Vecchione, spalle alla porta, da terra anche lei la perde. Pato non trova in qualche modo Belli, poi Giuliano, destro-sinistro, è passata a destra Giuliano, ora l'imbucata, c'è il piede di Tati. Cinzia Pereira deve tornare nella sua metà campo. Giuliano si è staccata Ribeirete, si torna addirittura da Polloni, prende qualche metro. Il portiere del Cagliari va con la punta, Mascia la perde, blocca in due tempi, da porta a porta, prova a rispondere Mascia, non trova il bersaglio. Queiroz, tutto mancino l'1 contro 1, punta Belli, ora va sul destro, prende il fondo, mette a sederne una, la perde poi. D'Incecco contro 2, passa in qualche modo, ora va in mezzo, il campo era finito. Ribeirete, puntata in avanti, Giuliano si protegge, passa solo nel primo momento, allora Belli ripulisce. Pressata Tati, gioca bene con la suola, adesso cerca soluzioni. Va in ampiezza, grande lavoro di Tati, la prende Belli, sgasata su Mantila, non ci arriva più la numero 9 del Pescara. Ribeirete, Queiroz, sgasa, non trova il pallone, lo trova invece Rosso. Mantila in orizzontale, Ribeirete, Polloni, si alza ancora il portiere del Cagliari, adesso con la punta, gran palla, Queiroz, stop e mancino, Mascia fa una grande uscita, ancora la 10 rossoblù. Rientra da Mantila, sterzata e destro murato da Rozzo. Ribeirete,
Polloni la porta, ora apre, prende controtempo Pati Ribeirete. Rozzo con l'esterno davanti, si protegge Rafa Pato, ora si gira, poi scarica, gran palla, Tati forte! Eccolo il raddoppio del Pescara con la puntera di Tati. Time out Cagliari. È servito il gran colpo con la punta a Tati per trovare il 2-0 del Pescara. Anche per lei è il secondo gol consecutivo, così come Belli aveva realizzato i 2 gol nella gara contro il Tiki Taka. Adesso Pescara che si avvicina all'ennesima vittoria del suo campionato, si salva Ribeirete in qualche modo. Portiere di movimento per Mister Giorgi. Eccola Pereira che riceve, Ribeirete, verticale, Queiroz, Ribeirete, Mantila, Pereira a sinistra Vecchione, scelta adesso, tenta uno stop complicato, la perde. Belli verticale, Pato, stop complicato, Ribeirete lavora bene in difesa. Tati, Belli, destro smorzato, poi Mantila ha il problema di liberarsi di questo pallone e concede ancora la rimessa al Pescara. Vanelli non passa su Mantila. Tati apre per Belli. Tati va centralmente, l'autrice del gol del 2-0 della squadra di Maria Lopez Amparo, che vuole raggiungere quota 7 punti in questo avvio di campionato. Tati verticale, si è girata Pato, adesso con la punta, Murata, Ribeirete la perde ancora, Tati, Vanelli, adesso Pescara con un grande ritmo sulle seconde palle. Pato apre bene, Tati, stop, punta Vecchione, tocca ancora per Rafa Pato. 3:50 alla fine, adesso il Cagliari deve alzare il pressing per riabilitare le speranze in chiave risultato.
La recupera adesso la squadra di Giorgi. Mantila un po' lenta, un po' troppo lenta, la perde, la rimessa è anche per il Pescara. Ribeirete, Vecchione, non le riesce il tunnel. Belli, cerca anche lei il tunnel su Vecchione, questa volta brava la 77 delle Sarde che perde il pallone, perde anche il duello per la rimessa laterale. Allora Vanelli 1 contro 1, sterza su Mantila, tocca fuori, rischia un po', tacco che viene raccolto da Vecchione. Adesso verticale, non riesce ad uscire il Cagliari, raccoglie Tati, scorre il tempo, 17-20 sino ad ora gli effettivi giocati. Belli, prende il fondo, grande giocata, poi il campo finisce, allora Polloni gioca a sinistra, Queiroz dà ritmo al contropiede rossoblu. Sterza, adesso tocca fuori, rientra in campo Cinzia Pereira. Ribeirete, Mantila, Pereira, verticale, Vecchione in mezzo, sul secondo non ci arriva Mantila. Dopo il tocco con il destro di Pati, Ribeirete. Mantila col piedone, raccoglie Rozzo, va fino in fondo, destro, c'è il corpo di Polloni. Coppari va forte in mezzo, Giuliano devia, raccoglie Vecchione, Chiusa deve giocare con il suo portiere, Ribeirete adesso in ampiezza a destra, Polloni se ne va, non ha opzioni per lo scarico Ribeirete, alla fine la perde, deve rientrare in campo velocemente Polloni, calcia Vanelli, non trova la porta. Queiroz, Giuliano, Pereira, Vecchione, ancora Pereira, a destra Giuliano, scelta adesso, 1:30 alla fine, deve accelerare il Cagliari. Pereira punta sul secondo Ribeirete, forte Pereira, Mascia deve fare una parata importante per mantenere il +2 delle sue. Queiroz punta, tocca fuori, Mantila, Pereira, adesso può affondare la brasiliana, taglia il campo, regalo, Belli direttamente per la porta, raccoglie Mantila. 65 i secondi che dividono il Pescara dalla seconda vittoria del suo campionato. Pereira, Vecchione si apre sul secondo Ribeirete, adesso entra dentro al campo, lasciato il binario a Queiroz. Mantila, tocco fuori, Queiroz se la sistema ma non calcia, Ribeirete non può affondare neanche lei, si difende molto bene il Pescara. Adesso si alza, ma non viene cercata bene da questa palla di Queiroz, non ci può arrivare Pereira. Coppari, Mascia, stop, poi palla davanti. Buono il controllo di Pato, raccoglie alla fine il Cagliari che ripulisce con Vecchione. Si gioca gli ultimi secondi con il portiere di movimento il Cagliari, la deve addirittura parare questa palla Pereira che sì, può andare con le mani, va lunga. Vecchione, stop, punta Coppari, ne ha 2 addosso, la perde, 15 i secondi
alla fine della partita. Queiroz in buca, gran palla, Pereira, stop e destro, largo. Allunga Mascia, no, tocca fuori perché i secondi sono pochi, se li vuole prendere tutti il Pescara. Affonda ancora Pato per chiudere il risultato dentro. 1, 2 e 3 i fischi di Squilletti, ma anche i punti per il Pescara che raccoglie la seconda vittoria del suo campionato e arriva a quota 7 punti in queste prime 4 partite. Il Cagliari dovrà rifarsi nella prossima trasferta contro la CMB. Il Pescara potrà continuare sulle ali dell'entusiasmo nella gara casalinga contro Molfetta.